Sicuramente c'è un tema che riguarda i costi, però a mio modo di vedere il tema chiave è se la Grande Mantova può essere un luogo in cui si concentrano energie, competenze, risorse, io dico pubbliche, ma non solo pubbliche, perché il tema della Grande Mantova secondo me non è mettere insieme la città di Mantova e i 4 comuni della cintura, ma è aggregare attorno a un disegno di sviluppo economico dell'area, pubblico, privato, Camera di Commercio, istituzioni. Allora la Grande Mantova secondo me deve e può essere, oltre che un modo per rendere più efficiente l'amministrazione, un modo per creare un disegno, un futuro, una prospettiva. È evidente che la cultura produce effetti di sviluppo economico, anzi è evidente che non si può dare sviluppo economico senza cultura. È evidente questo, così come è evidente che nell'approntare le condizioni, diciamo, per una valutazione e per un indirizzo delle attività culturali, la capacità di avere degli effetti economici deve essere anche un criterio fondamentale per chi dirige e indirizza la cultura. Il passato è rappresentato dall'attuale configurazione amministrativa con 5 comuni, il presente è rappresentato dalla conflittualità che questa situazione crea in termini di avanguardia sui grossi temi, sulle grosse emergenze che dobbiamo affrontare, e il futuro invece è il comune unico, c'è poco da fare. Le forme di collaborazione sono state già messe in atto in questi anni, ma non sono più sufficienti per affrontare le grosse sfide che aspettano a questo territorio. Qui bisogna fondere e fare rete fra tutto il sistema del territorio, dal sistema culturale al sistema dei servizi, al sistema dell'imprenditoria, al sistema della rappresentanza delle forze anche imprenditoriali, delle forze commerciali. Bisogna diventare un grande bacino capace di attrarre talenti, attrarre persone, attrarre residenti, attrarre possibilità di insediamenti industriali. Se non si è almeno un centro di 100.000 abitanti queste cose non si riescono a fare. L'amministrazione del Comune di Mantova ha già dichiarato con proprie mozioni sia di giunte che di consiglio comunale in maniera trasversale, secondo me interpretando il volere dei cittadini mantovani, che il Comune unico è una priorità. Bisogna che questa priorità sia sentita anche dall'amministrazione dei 4 comuni periferici.